un qui pro quo, io ero in attesa appunto dall'inizio della trasmissione per un fatto tecnico, probabilmente per Timo che cosa, quindi io la ringrazio di aver cominciato anche senza di me, la ringrazio tantissimo e mi scuso per questo, questo equivoco. Ho capito. Soltanto che la mia voce è un po' noiosa e sarebbe meglio fare un dialogo piuttosto che una conferenza, secondo me, a livello comunicativo. No, non è affatto noiosa, lei è una persona interessantissima e che ha tantissime cose da dire. La ringrazio tantissimo di essere ospite della trasmissione dell'Umanitaria Padana. Purtroppo chiedo scusa, ma io non pensavo neanche in attesa appunto di questa chiamata che la trasmissione fosse cominciata, quindi non so cosa ha già detto, però se mi consente mi permetto di dire ai nostri ascoltatori che il professor Paolo Bellavite, che è un amico che già in passato è stato ospite di Radio Libertà, è veramente un ospite importante e che ha tutta la nostra stima e anche il nostro supporto, siglato anche con la sottoscrizione di Umanitaria Padana all'appello di oltre 100 firmatari per il sostegno al professor Bellavita e al dottor Serravalle nell'organismo del MITAG. Quindi, visto che sicuramente conoscendo il professore e la sua umiltà non ha detto lui quelli che sono tutte le sue i suoi titoli, mi permetto di appunto dire ai nostri ascoltatori, chi non lo conoscesse, che il professor Paolo Bellavite è docente emerito di patologia generale all'Università di Verona. Non solo, ha pubblicato centinaia e centinaia di ricerche scientifiche e di libri, quindi ha un H index importante, è un professore, uno scienziato a tutto campo. Pensate che è stato anche ha conseguito il master in biotecnologia presso l'Università di Cranfield in Inghilterra, ha fatto un diploma di perfezionamento in statistica sanitaria e epidemiologia medica a Verona, dove appunto è stato medico chirurgo, specialista in ematologia e professore di patologia generale. Questo era importante dirlo, è stato anche coordinatore dell'Osservatorio per le Medicine Complementari con l'Ordine dei Medici all'Università di Verona. Ha prodotto oltre 200 pubblicazioni, parecchi, decine di libri, l'ultimo dei quali non ci ha salvato il vaccino, ma visto che è stato etichettato per molti è semplicemente un Novax con tono stigmatico, voglio dire che tra i vari libri del professor Bellavite c'è anche un libro che si intitolava Vaccini si obbligano, questo per dire quanto la propaganda di sistema sia pesantemente contro chiunque osi portare avanti la scienza secondo il metodo scientifico classico che si basa sul confronto delle idee e anche sulla confutazione senza dogmatismi e senza inquisizioni. Ecco, quindi era molto importante fare questa precisazione, così sapete esattamente la caratura scientifica del professor Paolo Bellavite e quanto a maggior ragione diventa grave, gravissimo, l'insieme di insulti, l'intolleranza e l'aggressività verso il professore e il dottor Serravalle, che hanno portato poi il ministro Schillaci a sciogliere il gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni, in cui giustamente con pieno titolo il professore era stato inserito. Quindi io ecco, adesso rilascio la parola a lei. Grazie Sara di questa bella presentazione. Sono commosso anche del vostro appoggio in questo frangente. Ecco, io riprendo il discorso su un punto molto importante che riguarda l'ordine dei medici, perché tra le prime organizzazioni a scendere in campo contro me e Serravalle, che fra l'altro siamo anche noi dei medici,
è stato proprio la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, accusandoci di non scientificità. Per di più questa organizzazione si è pregiata di dire che loro non erano stati invitati e che quindi in un MITAG ci dovrebbe stare anche un rappresentante della Federazione dei Medici. Ora c'è da dire che le accuse di non scientificità che vengono dalla importante organizzazione di tutti i medici sono quanto mai errate e infondate. Anzi, io a questo punto ribalterei la questione, perché in realtà se noi guardiamo quello che è successo durante la pandemia, la Federazione dei Medici, in particolare il suo presidente, che si chiama Filippo Anelli, hanno sempre supportato le decisioni del governo Draghi e anche del ministro Speranza, senza mai neanche un'ombra di dubbio e di incertezza. Hanno supportato la famosa vigile attesa, responsabile di molti decessi di questi poveri malati, hanno supportato l'obbligo vaccinale dell'aprile 2021, in cui stava scritto che viene imposto l'obbligo per consentire, diciamo, la professione medica in sicurezza senza contagiare quindi i pazienti. Una affermazione completamente sbagliata, perché questi cosiddetti vaccini non proteggevano affatto i pazienti dal contagio dei medici. I medici potevano trasmettere il virus anche se vaccinati, e questo l'Ordine dei Medici non l'ha detto. Inoltre un'altra cosa del tutto deleteria e che è contro ogni evidenza scientifica è che a un certo punto era successo che i medici che erano stati sospesi perché non vaccinati si erano contagiati con il virus SARS-CoV-2, avevano contratto il Covid. A quel punto si erano immunizzati in modo naturale e avevano chiesto di poter essere riammessi alla professione. Niente, lo stesso Ordine dei Medici si è opposto al fatto che i medici non vaccinati eppure immunizzati naturalmente venissero riammessi. Allora il pubblico può capire, anche senza essere specialisti della materia immunologica, quanto queste scelte, decisioni della Federazione dei Medici siano state completamente contrarie alla scienza. Mentre noi che invece avevamo segnalato questi problemi, adesso siamo accusati di non essere scienziati. Una cosa del tutto paradossale. Infatti, professore, questo paradosso che però in qualche modo sta emergendo con più evidenza anche dai video che stanno circolando, delle conversazioni di quelli che appartenevano al CTS e questo asservimento al ministro Speranza. Addirittura si sente un audio in cui il professor Palù spiega in qualche modo queste pressioni subite dal ministero ma accettate dai medici, quindi gli stessi che facevano in qualche modo lezioni di scientificità agli altri colleghi, anzi bollandoli come stregoni, coloro che ponevano dei dubbi razionali e scientifici, si è visto che poi seguivano altre logiche, in alcuni casi di asservimento alla politica. Però vorrei dire anche che un po' la vostra vicenda molto triste contro lei e il dottor Serravalle hanno poi svelato che nel MITAG erano ben altri problemi, cioè la presenza di una serie di medici che hanno conflitti di interesse. Quindi esiste anche il problema dell'asservimento a chi finanzia la ricerca, e spesso sono le stesse società
che hanno grandi profitti nella produzione di vaccino anche a livello di borsa. Sì, certamente questa occasione è stata proficua, se non altro per questo motivo, perché ha riportato all'ordine della osservazione, chiamiamo del pubblico, proprio anche il problema del conflitto di interessi. Ma questa è una cosa tutto sommato che più o meno si sapeva già e non deve stupirci. Quello che in questa sede, anche perché stiamo parlando con un organo di informazione, tengo a sottolineare è il can-can mediatico che è scoppiato nel giro di pochi giorni con ripetizioni pappagallesche delle stesse frasi contro di noi, sempre di Novax e non scientifici, da tutte le parti. Praticamente tutti i grandi giornali mainstream hanno ripetuto le stesse cose senza che nessuno si sia pregiato di venire poi a chiedere a noi, se non pochissimi giornali, no? Addirittura perché, professore, se mi consente, il problema dei conflitti di interesse in questa materia non riguarda solo alcuni medici o componenti degli organismi scientifici o pseudoscientifici a questo punto che si occupano di queste materie, ma riguarda anche gli stessi organi di informazione, cioè chi detiene la finanza mondiale e porta avanti queste tesi in qualche modo dogmatiche per interessi che sono diversi dalla salute pubblica, spesso finanziano anche i giornali. Ecco, esatto. Infatti io quando parlo dell'ideologia vaccinista, cioè di questa idea per cui i vaccini sarebbero la salvezza del mondo e dovrebbero essere imposti obbligatoriamente per il bene della collettività, tante volte spiego che questa idea ha radici non tanto nelle conoscenze scientifiche immunologiche degli ultimi 200 anni, che sono certamente interessanti ma anche discutibili, ma soprattutto in un gioco di potere tra la finanza e la politica e l'informazione, diciamo, e questo sostanzialmente ha schiacciato la scienza. Paradossalmente noi invece, io e Serravalle, siamo stati accusati di essere ideologici dal famoso patto per la scienza, ha usato questo termine, noi siamo ideologici, quando invece ideologici sono loro. Si pensi che noi siamo stati accusati di avere messo in discussione le strategie vaccinali, cioè come se questo fosse un delitto, come se aver messo in discussione strategie vaccinali fosse qualcosa di poco scientifico. Questo è veramente pazzesco. Oltretutto era proprio il compito del NITAG quello di mettere in discussione le strategie vaccinali. Quindi questo desiderio e questo obiettivo di avere unanimità in una commissione del genere, scartando coloro che eventualmente avrebbero potuto sollevare qualche dubbio, ci fa ritornare ai tempi che con la scienza non hanno nulla a che fare, hanno a che fare con l'Inquisizione, se vogliamo, con quei tempi là. Con un totalitarismo ideologico che effettivamente è la negazione stessa della scienza. Tra l'altro vorrei dire che in questa situazione si sta creando una divaricazione impressionante tra le due sponde dell'Atlantico, perché l'Unione Europea, dove sappiamo che il conflitto di interessi sulle politiche vaccinali ha raggiunto i massimi vertici, quindi parliamo di Ursula von der Leyen e dei suoi conflitti familiari con Pfizer, per esempio, ecco, ci sono state fatte nuove regole per contrastare la cosiddetta disinformazione e adesso
quando la disinformazione invece è quella che, per esempio, negli Stati Uniti d'America oggi viene considerata informazione e anzi ricerca della verità, tant'è vero che quando ci furono queste derive autoritarie in Europa, ci furono moniti nel resto del mondo, penso a Mario Vargas Llosa che disse la pandemia non sia un pretesto per l'autoritarismo, pensiamo alla Great Barrington Declaration firmata da Jay Bhattacharya, il quale oggi è a capo del National Institute of Health, cioè dell'Istituto Nazionale di Sanità americano al posto di Anthony Fauci. E poi pensiamo soprattutto a Robert Fitzgerald Kennedy Jr., quindi nipote del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, figlio di Bob Kennedy, entrambi uccisi, il quale è ministro della sanità negli Stati Uniti d'America, e al di là di tutto il lavoro che viene fatto contro di loro dai media locali che cercano di fare passare queste figure, anche un nipote di un presidente come Kennedy, come dei personaggi folcloristici, un po' come fecero col premio Nobel Montagnier, la stampa europea è unanime su questa cosa, ma dall'altra parte dell'oceano invece sta cambiando tutto, anche l'ultima nomina che è stata fatta ai CDC, eccetera, proprio perché là il popolo americano si è reso conto delle fregature e probabilmente non c'è un unanimismo di stampa, da noi spezzato da pochi organi come appunto Radio Libertà, La Verità, eccetera, la Nuova Bussola Quotidiana, ecco, proprio alcuni piccoli controinformatori. Invece in America questo processo di ricerca della verità è molto più attivo. Lei ha contatti con queste, diciamo, con queste dinamiche che si muovono dall'altra parte dell'oceano? Sì, ha fatto bene a ricordare questa cosa perché è uno dei punti chiave ed è anche interessante che vi siano questi cambiamenti a livello di una nazione che per tradizione scientifica non è seconda proprio a nessuno. E la cosa interessante è che tutto quello che sta pronto? Tutto Sì, quello scusatemi se vi finiamo dobbiamo chiudere la questa trasmissione. l'ultima battuta, poi andiamo ai saluti velocemente. La ringrazio. Sì, l'ultima battuta è che è interessante che quanto si muove in America sia nel solco di una reazione al globalismo che non tocca solo i vaccini, ma tocca anche la politica e l'economia, quel globalismo che è capitanato dal World Economic Forum e da altri circoli diciamo massonici internazionali che hanno capitanato tutta la gestione del Covid. Per fortuna, esatto, che è anche collegato, io ricordo sempre anche che il Covid avvenuto poco prima insomma di questa riesplosione della guerra in Ucraina eccetera, ha avuto come segretario generale della NATO Stoltenberg, che prima di fare segretario generale della NATO occuparsi di difesa era stato presidente della Gavi Alliance di Bill Gates per la vaccinazione universale, quindi tutto si tiene, la geopolitica, l'economia, il globalismo, la finanza, come abbiamo detto, e dall'altra parte dell'oceano si sta muovendo qualcosa per far crollare un castello di bugie. Qui molti scienziati, la storia sicuramente vi ridarà gratificazione e onore per il vostro coraggio in un'epoca oscura e di oscurantismo come quella in cui stiamo vivendo. La ringrazio tantissimo, professor Bellavite, per essere stato con noi, ringrazio i nostri ascoltatori e un caro saluto, un buon fine settimana a tutti. A risentirci, grazie a voi. Avete ascoltato Umanitaria Padana Onlus.